Qui a Messina, all'inizio dello spoglio delle schede, dai primi dati che abbiamo potuto vedere, si profila una sconfitta storica per la destra. Il primo candidato è la lista di sinistra, di centrosinistra di Calabrò, con circa circa 200 voti su 580, 160 a Corinti secondo, e poi Garofalo molto distaccato. Si profila una sconfitta per quasi tutte le liste di destra e un secondo posto di Renata Corinti, in alcuni seggi anche primo. Qui siamo in questa scuola ci sono 10 sezioni, su 10 sezioni l'andamento è quasi tutto per primo Garofalo, secondo